Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Fioi, siamo a Sochi, siamo noni in griglia, anche se siamo qualificati decimi, probabilmente c'è stata una penalità. Questa è la strategia di gara, tempo previsto nuvoloso, direi di partire subito, sarà una gara difficile, ma appunto almeno nella top 8. Vai raga, vai Fioi, rock and roll. Vai, 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 vai. Partenza come sempre una merda, stiamo tutti la prima curva, sì, ciao. Adesso devo buttarmi un po' a kamikaze e pregare. Butta e prega, butta e prega. Ottavi. Non è stata una gran partenza purtroppo. Ma va bene, Leclerc è davanti, questa è la cosa che mi sta più sui maroni. Inizio non Siamo facile. partiti bene. Non sarà facile sta gara, annuncio comandiano. Uno dei più tipici annunci. Magnussen lo possiamo anche superare, però Kevinone. Ok, e andiamo così. Però, ma aspettavo qualcosa di meglio ragazzi, sono un po' preoccupato, mamma mia, per guardare la mappa. Sainz è vicinissimo. Dai vecchio su. Dai vecchio Kuma. Ma non sono un po' pessimista oggi perché vedo che non abbiamo guadagnato molto in partenza, per carità, ma il gioco per fortuna. Sì, ciao, scusate, vaneggio come indiano. E questo è già positivo, però vedo che già stiamo facendo fatica, eh. Fuga magnussiana, fuga magnussiana. Attenzione qua, andiamo leggermente lunghi, stiamo cercando di spingere un po' di più e già si fa fatica. La cosa purtroppo è abbastanza ufficiale qui da Sochi. Adesso questa gara sicuramente non, diciamo, non è sfavorevole perché ho fatto bei risultati, però ho bisogno di una macchina più veloce. Però abbiamo ancora qualche bella gara, ragazzi. Però al massimo l'abbiamo fatto, diciamo raga, che siamo decimi, si è ritirato Carlos Sainz e insomma la fatica è tanta raga, facciamo veramente fatica a tenere un ritmo decente, per carità anche un punto mi basta, però è un cume non in grande spolvero quello di oggi. Cerchiamo di almeno recuperare su Ocon, perché è già importante questo. Se devo prendere un po' il ritmo, magari non sono ancora in condizioni devastanti, però lungo. Purtroppo facciamo tanti piccoli errori. Questa macchina non è da Sochi. Mamma mia che fatica, raga. Non ho problemi, però no. Le gomme, insomma. Le gomme stanno già un po' così così. Vabbè, pian pianino vediamo di riuscire a fare qualcosa di decente. Cerchiamo di non perdere da Ocon, dopo quelli davanti, pazienza, cioè nel senso anche un punto va bene in questo momento. Dopo il ritiro di Singapore poi. Ok, stiamo monitorando l'usura dell'unità a combustione interna. E che due maroni. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Mi fa piacere. Andiamo di miscela bassa. E teniamoci un po' di air, sì miscela, erogazione bassa. Così accumuliamo un po' di air che è utile. Speriamo di non perdere troppo da Esteban. Per il momento andiamo abbastanza bene, almeno quelli dietro li teniamo dietro.
Che sono ste robe che cominciano a starmi sui maroni, sti errori continuo a fare. Mamma mia che fastidio. Dai Kuma, sveglia. Capisco che se il Kuma non è in giornata fa sti erroracci, però anche l'avevo detto ragazzi, il livello è giusto. E ancora, Dio madonna. Solo che ho gare molto positive e gare negative. Questa diciamo è giusta, è un equilibrio perfetto tra gara ottima e gara non ottima. Ho i miei cavalli di battaglia per fortuna, anche perché sennò ciao. Speriamo almeno in un ritiro davanti, cazzo. Si ritirano sempre quelli dietro, porca miseria. Il paletto lo volevo toglierlo, mi stava sui maroni ragazzi. Distacco dall'auto davanti, 8. Verstappen mi sta umiliando. Però sto guadagnando su Ocon, che casino. Gara strana, gara oserei dire bizzarra. Per il momento niente di speciale. Unica nota il ritiro di di Carlos Sainz Jr. Ancora testa curva, se non la prendo larga non sono contento. Che due maroni. Almeno sto recuperando, sto guadagnando ancora su Ocon. Unica cosa positiva in questo istante, in questo fottutissimo istante. Subito i box e vediamo. Veloci. Vai. Fuori, esci ora. Sono adesso più imbottigliati nel traffico, penso di no comunque. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Ok, perfettus. Perfetto. Cioè, siamo 17esimi, va bene. Il carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Mi fa piacere. Speriamo di non perdere posizione, di rimanere al 10° posto e magari sperare in qualche ritiro, cazzo, perché... Gara tranquilla, stranamente gara veramente senza problemi qui in Russia, di solito sempre vaneggi acuti. Stavolta one mazz in un inglese che è sempre più puro. One mazz, chiaramente, una mazza. Charles e iBox. Grande Charles che mi sta umiliando oggi, bene. Fa molto piacere, sono quelle cose che rendono un bambino felice. Speriamo di mantenere la 10ª piazza, speriamo che anche qualcuno magari possa sbagliare strategia, cazzo, perché anche quello c'è da mettere in conto, l'errore strategico. Però per adesso gara molto blanda qui in Russia. Cerchiamo di fare un giro a bomba. Siamo 12esimi, voglio il giro a bomba, raga, giro a bomba, giro a bomba. Voglio il giro a bombazza. Devo recuperare le altre due posizioni che penso e spero a Sirotkin che giochi in casa, ma penso di recuperarle insomma. E torniamo 10º. Che è sempre come Charles, ritiro di Charles, virtual safety car. Si è ritirato Charles Leclerc e leggermente godo, ma proprio leggermente. Virtual, se sta meglio la safety car, ma accontentiamoci. Chi si accontenta gode.
Però gara veramente senza infamia e senza lode, nel senso non stiamo per niente andando bene. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Ok, nona posizione. Il regime di Virtual Safety Car sta per terminare. Siamo in regime. In arrivo. Mantieni positivo il Mi delta piace quando siamo in regime. Mamma mia. Quanto l'ho rischiata. Dai che almeno recuperiamo anche una position. Ripeto, sarebbe stato molto meglio la safety car. Ma chi si accontenta gode. Vandoorne è bello indietro comunque. Abbiamo 19 secondi da Magnussen e Vandoorne. Quindi proprio siamo in mezzo. Siamo in un limbo QMBA. Consumiamo un po' di energia aumentando le rotazioni delle RS. Da Stoffel. Gara curiosa qui a Sochi. Gara comunque ha fatto 1.37.4, dai, un giro accettable. Un giro accettabile. Insomma, ritiro per Charles. Questa è cosa buona e giusta, il ritiro di Charles. Sta recuperando Vandoorne. Attenzione, un secondo in un settore non è positivo. E scegliamo un po' di erogazione ERS. Voglio fare un giro stellare che mi porta dritto in pole position. Ma cosa sta dicendo Come? Come non essere porco, grazie. Il distacco dalla vettura che ti precede è mamma mia, Magnussen mi sta umiliando. Vandoorne recupera ancora, bene. Ah, proprio Stoffel Vandoorne. Molto bene. Riusciamo a fare un giro accettabile. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Madonna, che bei tempi che Formula 1 là. No, lunga. Vedi come ho già recuperato. Ragazzi, siamo sempre al 9° posto, manca poco. Gara curiosa, gara proprio piatta. The Piat Gar, perché ragazzi l'inglese lo sapete che è fondamentale nella vita. E The Piat Gar è il modo giusto per, vabbè, qua ormai sto anche, insomma, ho abbastanza mollato, ormai sono indietrissimo da Magnussen e stra in vantaggio su Vandoorne, quindi sinceramente il Come è mollato, cioè è mollato. Questa gara purtroppo non ha più nulla da dire, se non che Veneziano è un po' porco, quello sì. Quello rimane, diciamo, una cosa scontata, insomma. Però levando quello. Comunque dalla fine ci sta, adesso non vedo l'ora di capire che squadre magari possono essere interessate a me per la prossima stagione, perché col discorso anche dell'aerodinamica e tutto bisogna scegliere bene il prossimo anno, perché se non mi conviene andare in un'altra squadra sto all'Alfa Romeo che l'ho potenziata a canonissimo. Cioè, c'è la voce di Helmut Marko che pretende Veneziano e Max insieme, che poi le voci narrano che Helmut Marko è un po' porco, quindi vuole vedere Max e Veneziano nudi insieme, però Veneziano ho già messo la firma, ragazzi, io non sto nudo vicino a Max che mi tampona da dietro, al massimo posso stare con la moglie o fidanzata, non mi ricordo, di Valtteri Bottas, quello sì, la posso stare nudo quanto vuole. Ciolaps Remanang, sì, sto anche perdendo un po' da Vandoorne, ma vabbè, insomma. Il distacco dalla vettura dietro di te è 10,3 secondi. Vabbè, dai. Aspetta, no, adesso facciamo così, facciamo un giro a bassa e poi facciamo un hot lap. E vediamo se riusciamo a migliorare, cioè che sia impossibile con le gomme così. Però il Come ci prova perché è un bimbetto veneziano. È un bimbetto curioso.
Fa veramente gara ordinaria. Il distacco è 26,5 secondi. Che bello, sono felice di questo. So, sarebbe bello mettere le Hypersoft, ma non ce la fo. Se penso che l'unico giro record che ho della gara è al Paul Ricard, cioè, non so come, sì, perché ho cambiato le gomme all'ultimo, ma solo per quello. Comunque so, c'è una gara, altra gara del cazzo, cioè. Dove sono le gare di una volta, cioè, veramente? Perfetto. E adesso tentiamo. Quando c'è una macchina che va piano, però purtroppo a noi non interessa. Vai, proviamo un 8 lap. L'ultimo giro. Ritiro. Un ritiro. Che Gasly. No. Gasly, incredibile, Veneziano capisce tutto. Veneziano è un bambino intelligente. È un bimbetto il Cume, che però sta girando come un cioccolataio. La perde. No, non ce la fa con ste gomme, non riesco a fare un giro bello. Con le gomme perfette, pensate con le gomme così. Va bene, dai, è finita. Dopo una gara così, per carità, 3 ritiri anche alla fine, quindi distacco una virtual. Dietro, però 8,9 secondi. Sta gara non mi ha entusiasmato proprio per Ugaz, se così si può dire. Il serbatoio è praticamente vuoto, Sì, c'è amore. Carburante per meno di un giro. Bravo Alex, bravo. Bell'uomo Alex. Attenzione, Gasly che si sta spippettando in pista. Ok. Salutiamo Gasly. Voglio le grid girl però, cazzo. Le voglio in mezzo alla pista così. La pista è libera, bandiera verde. Sventolando bandiera verde. Bandiera a Arrigo Sacchi. Ah bene dai, buon nono posto che fa morale. Salutiamo tutti. Ok, prendi la gomma e portatela a casa. Spero che ho più gomme che Sopramobi ormai in casa. Guarda che bello. Grande la prova della Mercedes che oggi bravo, diamo il benvenuto sul podio ai piloti. Oggi si sono sì. Grande Gigione, purtroppo vince Gigi. Andiamo a vedere la classifica. Diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Siamo settimi e 62, dai, siamo sempre i primi degli umani. Ridurre il proprio vantaggio in vetta. E quinti nella bene, dai. Ma sarebbe bello arrivare quarti nella costruzione. Secondo me Stoffel Van Dorn. Credo sia stato. Ha molta Stoffel Van Dorn. Bravo Stoffel, bravo. Brava Giovanna, brava. Ottima giornata sì, amore. oggi. Tu che cosa ne pensi? Che dopo ti porto a letto. No, Stai allora. superando ogni aspettativa. C'è qualcuno o qualcosa capace di fermarti? Ok. Oggi non è stato il giorno del Godo. tuo rivale. Che dici? Posso vincere solo io, no Carlos Sainz. Hai qualcosa da dire sulle collisioni? La macchina era un po' consumata, non l'ho fatto apposta, ma la macchina era abbastanza agile. Diciamo questo. Se ne accorgerà. Pensi che il clima con il tuo rivale si sia fatto un po' teso oggi? Ciao. Lui non può battermi. Ottimo, ed è tutto. Va bene, ci vediamo dopo il motorhome, là, che cazzo si chiama. Buono. È stata una gara positiva alla fine, dai, 2 punticini portati a casa. Siamo sempre qui, cioè siamo sempre, diciamo, i primi degli umani, che questa è una cosa anche positiva. Godo. Vediamo un po'. Siamo in vantaggio con Sainz, ma leggermente sconfitti con il buon Charles Leclerc. Raga, un saluto dal commento veneziano. Signore, ciao.